termina a reti bianche la sfida dello Speroni tra Pro Patria e Trento. I biancoblù si mangiano le mani per un primo tempo dominato in lungo e in largo, senza però riuscire a bucare la porta ospite. Più equilibrata la ripresa. Nella prima frazione, come detto, c'è in campo solo la Pro Patria. Tigrotti vicino al gol in almeno 4 occasioni, in particolare al 24esimo e al 25esimo, quando il portiere ospite Marchegiani, figlio d'arte, si supera prima su Ferri e poi su Pierozzi. Al 40esimo viene anche annullato per fuorigioco un gol di Piu. Nella ripresa il tecnico del Trento Parlato effettua subito 3 cambi e cambia anche modulo. La prima parte del secondo tempo è più equilibrata e allora anche Prina ricorre a un triplo cambio, dentro anche il nuovo arrivato Max Pesenti. Rispetto al primo tempo però la Pro Patria ha perso mordente, anzi al 39esimo il Trento ha una buona chance con Pattarello. All'89esimo c'è tempo anche per l'espulsione del trentino Chinellato, reo di una gomitata su Sportelli. I tigrotti di mister Prina torneranno in campo sabato alle 14:30 per ospitare il Lecco allo Speroni.